Ci siamo? Comincia così. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo episodio di Salotto Siciliano. In questo momento Nicola mi ha detto di fare la intro più felice, quindi sono più felice. Ciao. Il nostro pubblico sarà sicuramente contento di questa intro più felice, finalmente. Ok, va bene, ora ritorniamo alla tristezza che è della nostra vita. Allora, oggi presentiamo... Oggi non abbiamo più cariche istituzionali, abbiamo due persone normali come noi. Chi sono? Allora, sono Francesco Ciao a e tutti. Gaia e si presenteranno Ciao. loro stessi, non hanno bisogno di introduzioni. Perché sono qui? Nicola. Perché sono qui? Sono qui perché oggi parleremo di esperienze all'estero e parleremo di quante differenze ci sono tra l'Italia e un'altra nazione europea, come Ciccio racconterà, dell'Inghilterra, e addirittura un'altra parte del mondo, possiamo direttamente dire, come la Cina, che è l'esperienza di Gaia. Assolutamente. Parleremo di tante cose, parleremo inizialmente magari delle differenze e soprattutto delle loro esperienze, però prima voglio fare presentare gli ospiti perché è giusto che sappiano un po' di cose. Ok, inizio io. Allora, ciao a tutti, io sono Francesco e frequento il quarto anno del liceo. Ho fatto il quarto anno del liceo all'estero e adesso l'ultimo anno di scuola. Innanzitutto volevo ringraziarvi per il motivo per cui mi avete invitato. Io devo dire che sono da sempre stato un fan accanito di Salotto Ti Siciliano. raccontava Nicola. E volevo raccontare anche del fatto che io con Nicola, cioè noi ci siamo avvicinati, è stato un po' un paradosso, perché di solito con la lontananza due persone si distaccano, invece noi con la lontananza ci siamo avvicinati, e proprio quando io ero in Inghilterra ci siamo conosciuti meglio, ci conoscevamo già, sì, ci siamo conosciuti meglio e abbiamo stretto amicizie e poi lui mi ha proposto di venire qui a Salotto. Io sono felicissimo, appunto perché sono un fan accanito. Buono. Prima di dare la parola a Gaia volevo dire questa cosa, e questo anche perché io tendo spesso a nutrirmi dei rapporti che ho, quindi cerco di assorbire il più possibile dalle persone che mi circondano, e in quel momento sembra un po' una concezione egoistica, però è anche giusto che uno si circonda di persone interessanti. E quindi anche per questo secondo me è molto importante nella propria vita costruirsi una cerchia di amici abbastanza intraprendenti. Prego Gaia. Vai Gaia. Ciao, io invece sono Gaia, mi sono laureata da poco da Bologna in Scienze Politiche e porterò l'esperienza della Cina al quarto anno di liceo, quindi 5 anni fa ormai. E non conoscevo Salotto Siciliano, avete una new entry che inizierà a seguirvi di più. Bene. Allora, volevo partire da una prima domanda rivolta ai nostri ospiti. Prima mi risponde Ciccio, poi mi rispondi tu. Mi dovete raccontare intanto quando avete scelto di partire e poi il vostro primo approccio nella nuova terra. Ok, allora io ho scelto di partire. Devo guardare la telecamera oppure? Dove vuoi Ok. tu? Ho scelto di partire per un motivo alquanto stupido, cioè per il motivo per cui tutti i ragazzi scelgono di partire. Avevo voglia di affrontare questa esperienza all'estero, fare l'esperienza linguistica, culturale, e il punto è che prima di partire io mi sentivo abbastanza intraprendente, autonomo e tutto, ma è proprio nel momento in cui arrivi tu lì, metti piede nell'altro stato, Sì. che tu capisci invece di non aver capito nulla di del mondo che ti circonda, delle persone che ti circondano, e lì ti rimbocchi le maniche e devi dire adesso devo armarla in qualche modo. Io ho scelto di partire 2 anni fa perché c'era la possibilità di partecipare ad una borsa di studio per dipendenti statali, Ok. perché mio padre è un dipendente statale, quindi ho fatto questa borsa di studio con l'INPS, l'ho vinta per il merito scolastico e ho scelto come meta l'Inghilterra. Volevo scegliere America o Australia, poi sono stato vincolato da un po' dai miei genitori perché il periodo era un po' particolare, sono partito in piena pandemia. E quindi mia mamma disse una cosa, se succede qualcosa, una cosa è che sei in Inghilterra, una cosa è che sei in America, è più facilmente raggiungibile. Allora, il periodo era tranquillo, però poi c'è stata la seconda ondata. Io sono partito da settembre, inizio settembre, e in estate si pensava che non ci fosse più nulla, invece poi è tornata con la seconda ondata.
Io la mia esperienza, vi raccontavo l'altra volta, iniziò in un modo un po' strano, perché allora, nel momento in cui sono arrivato all'aeroporto di London Heathrow, lì io prima di partire non sapevo parlare inglese, avevo una conoscenza di B1, livello scolastico, però non avevo mai parlato con una persona inglese, quindi non sapevo cosa si provava. E io dovevo incontrare il tassista che mi avrebbe portato dall'aeroporto di Londra fino a Torquay, che distava circa 5 ore di macchina. 5 ore di taxi? Sì. 1.000 euro. 500 euro pagato dall'agenzia perché ho vinto la borsa di studio. Ah, ok. Ok. Allora io dovevo comunicare con questo tassista e dovevo dirgli il punto in cui mi trovavo per incontrarlo. Il fatto è che io già avevo difficoltà a parlare in presenza, figurati in chiamata, che non potevo guardare la persona, non potevo gesticolare. Allora quella conversazione, io chiamai il numero, non era una conversazione, io davo ordini, semplicemente ordini, dicevo ci vediamo là in quel punto lì e lui non facevo nemmeno parlare. No. Quindi, la mia esperienza è iniziata così. E poi una volta arrivato lì al taxi, stavo entrando dal lato destro, perché sapete in Inghilterra il volante è sul lato sinistro, e quindi stavo entrando nel lato opposto e quello mi fa: non lo so, vuoi guidare tu? Quindi, Già gli ordini, poi esatto, gli rubi il lavoro. già l'esperienza inizia così. Poi appena arrivato lì è stato un po' strano. Arrivo a casa, apro la porta e c'era la mia host sister. La mia famiglia era formata da due, cioè io avevo una host sister, un host brother e i miei genitori ospitanti. La mia host sister mi aprì la porta e io dissi subito di parlare lentamente. Step sister, host, sì. Host sister perché... No, questa la devi tagliare. Questa la taglio. A posto. Vabbè. La mia host sister aprì la porta e io dissi subito di parlare... Abbiamo problemi con il cameraman. Va bene, riprendiamo. La mia sister aprì la porta, io dissi subito di parlare lentamente, appunto perché non capivo. Poi scesi sotto, conobbi tutti i membri della famiglia e non capivo nulla all'inizio. Non capivo nulla. La mia mamma mi fece fare un tour della casa, ma probabilmente mi diceva di fare una cosa, io ne facevo un'altra. All'inizio era così. Vabbè, comunque Poi, questa sensazione l'ho vissuta anch'io, perché quando sono stato in Turchia mi hanno ospitato. Però il fatto è che non parlavano inglese quelli, quindi era bellissimo, perché ero anche con un mio compagno come che saluto. No, ci faceva da traduttore il figlio, che ok. in Turchia il livello di persone scolarizzate è veramente basso. Però lui, siccome era un nerd di prima categoria, giocava a LOL, quindi in pratica l'inglese lo sapeva benissimo. E niente, bello, perché sempre al solito noi italiani, se c'era qualcosa che non andava, bestemmie in faccia, insulti, e loro non se ne accorgevano, ed c'era questa magia dietro pazzesca. E ora parliamo, voglio sentire Esatto. Gaia della sua Sì. prima esperienza. Aspetta, l'ultima cosa che volevo chiedere a Ciccio era: quando hai cominciato a comunicare bene? dopo all'incirca 3-4 mesi. Perché la mia fortuna, non so se tu eri l'unico exchange student nella tua città. No, Ok. ce n'erano altri. Io avevo altri italiani, quindi ci aiutavamo sull'altro. Pian piano, vuoi non vuoi, devi comunicare, e quindi era una cosa naturale. Dopo 2-3 mesi ho iniziato a parlare tranquillamente. Va bene, ora puoi prendere parola, Gaia. Ok. Allora, è un po' simile, nel senso che è un po' diverso, nel senso che era l'altra parte del mondo, però il concetto di arrivare in un posto completamente nuovo e tu che sei ad affrontare tutto questo nuovo mondo è sempre lo stesso, quindi mi ritrovo molto in quello che hai detto già all'inizio. Per me la Cina non era voluta, è capitata, e ho detto: se la vita mi vuole mandare in Cina ci sarà qualcosa che devo fare in Cina. Quindi sono partita, la sera prima di partire ricordo che mia sorella mi disse, io terrorizzata: Gaia, è il tuo anno, puoi decidere di essere chi vuoi, nessuno ti conosce, tu arrivi lì, fai esattamente quello che vuoi. Quindi con queste idee ho preso la mia valigia, sono arrivata a Roma e eravamo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, sempre Specifichiamo. sempre lui. C'è stata questa prima notte in hotel con 150 ragazzi che partivano per la Cina,
tutti abbastanza terrorizzati, però tutti che venivano dal linguistico, che sapevano già il cinese, eravamo in pochi che non avevamo idea neanche di dire di come si dicesse buongiorno. E abbiamo affrontato questo volo di 12 ore facendo scalo a Dubai, e già Dubai è stato un primo cavolazzi, che città enorme. Siamo arrivati a Pechino e ricordo che la prima cosa fu che l'aria era opprimente, le persone erano tantissime, mi sentivo in un formicaio. Poi arrivammo in questo hotel, sempre noi 150 ragazzi tutti insieme allegramente, rimanemmo lì una notte a fare orientamento, ci spiegarono cosa non mangiare in Cina, cosa potevamo fare, cosa non potevamo chiedere. Ci diedero le nostre famiglie, quindi ci diedero dei fascicoli in cui ci dicevano bene questo. Fai un esempio di tutte queste cose che hai detto. Ad esempio, Sì. Ci dissero di non mangiare più di una volta alla settimana l'hotspot, che è praticamente una zuppa che si mangia spesso in Cina, però noi non sapevamo, era una zuppa di arachidi, carne, pesce, tofu, un mischione di cose, e non la puoi mangiare perché ci mori dopo un tot, perché è una cosa super calorica, quindi è molto impegnativa per il corpo. E noi prendemmo tutte queste regole e le abbiamo un po' gettate durante l'anno. L'altra cosa da non chiedere era la politica, di evitare di chiedere riguardo la situazione in Cina alla propria famiglia o anche ai propri professori, l'impossibilità di avere fusioni con persone dell'altro sesso, dello stesso sesso, neanche lo sto a dire. Perché? Questo? Perché in Cina funziona che entro i 25 anni ti sposi. Se non ti sposi sei già un po' da allontanare, cioè non sei più vista come una fanciulla con una buona dote e buone prospettive. Anche di qui vita. giù al sud, fino a 10 anni fa. Comunque. Questo non è cambiato. Non è tanto diversa la situazione. Non coi siamo giovani. messi malissimo. No, vabbè, No, quelli raga. di 30-40 anni che sono single su mammolone. Dai, Però, allora, se dobbiamo fare il confronto con le cose con le parti più negative, allora ci salviamo sicuramente. Ora, magari quando ci spostiamo sull'Inghilterra, ci sentiremo distrutti. Devastati. Comunque, stavi dicendo? E nulla, quindi c'è dietro questo fascicolo con tutte le regole e poi affrontammo questo viaggio di 24 ore per arrivare ognuno nelle proprie città. Noi dovevamo arrivare al confine con la Siberia, in una città la più piccola della Cina, ma era a 2 milioni di abitanti, questo per far capire E poi, già le differenze. Cioè, poi quando il a viaggio è la Roma. cosa più brutta, perché tu non sai cosa Sì, ti aspetta e quindi sì. sei tesissimo. E poi Poi ci immagino il sono- viaggio tuo sarà stato ancora più lungo rispetto al mio. Ma come l'hai raggiunto? Quindi, il treno. Ci hanno messo, eravamo in 4 nella mia scuola, 4 italiani, 2 tedeschi e 6 thailandesi. Ci misero in questo treno, i treni di Noto, li conosciamo? Le littorine, le magiche littorine. Quei treni con un sacco di cinesi che urlavano, sputavano e mangiavano questi noodle puzzolenti. Come nei documentari di National Geographic, tutti ammassati. Quella era in India, però ammassati. penso. Allora non fa Stessa parte cosa. dello scenario di un film tutto questo. Sì, in sì, realtà. sì. No, è Quindi così. noi sconvolti e poi siamo arrivati in questa nostra città che in realtà era un buco, in realtà rispetto a Noto eravamo tipo, siamo in una metropoli. E siamo arrivati e da lì è iniziato l'anno. Tu volevi dire qualcosa mentre... Io volevo chiederti, ma tu avevi conosciuto la famiglia prima di partire? Cioè avevi ricevuto un'application con tutte le informazioni riguardo la famiglia? Mandavano una mail con la prima famiglia e la mia prima famiglia però mi dissero 2 giorni prima di partire che non andava più bene perché non potevano più ospitarmi e mi mandarono in una seconda famiglia. Io ne ho cambiate 4 di famiglia. Ah, ecco, questa è la cosa che ti voglio chiedere. C'è un video di un ragazzo che ha fatto intercultura in Australia che ha avuto tantissimi problemi con le host Sì, families. sì. Quindi Poi- Bisogna andarci fortunato lì. Ma sì, questo lì anche è, perché- lì è fortuna, vero? Sì. Come è il fatto? Io non so in Cina, ma tipo in Inghilterra le famiglie venivano pagate per ospitare e quindi molti lo facevano per soldi. Quindi tu non devi, ora le persone che ti hanno ospitato non devi ricambiare. No, assolutamente no. No, ok.
Quindi... C'è da dire che lui non è partito con Intercultura. Questo sì, la Esatto. differenza è che io sono partita con Intercultura. Ah, ok. E hai possibilità di cambiare, scusami, hai possibilità di cambiare famiglia, però devi trovarla. Quindi tu fai la domanda Intercultura Cina per cambiare famiglia, Intercultura va da Intercultura della tua città e dice ok, forse ne abbiamo un'altra, forse non ce l'abbiamo l'altra famiglia. E ad esempio in Inghilterra lo fanno per soldi, tipo da noi lo facevano perché noi europei eravamo delle star. Cioè a scuola tu passavi e c'erano miliardi di persone che dicevano foto. Veramente? Perché sei europeo. Ah no, vabbè, anche E perché quindi è lo fanno una per cosa questo. leggermente simile, però mezzo mi sfottevano. Basta, ma poi il video di quello là che fa mamma mia Marcello, ma quante persone me l'hanno detto? Cioè, hanno sti immagini a quando ho capito, confermatemi. Sì, Che siamo mafia, Berlusconi, pizza, mandolina. prima era. Sì, mafia, Sicilia mafia. Sicilia Sì, mafia. mafia. Forse non sbaglio. Ha dei suoi vantaggi. No, non sbagliano. Vabbè, la mafia è in tutto il mondo, questo è sicuro. Ma in Sicilia. Comunque, una cosa interessante, se non volevi parlare di qualcosa, una cosa interessante con cui parlavamo con Ciccio è stata che lui mi ha detto che in Inghilterra non esiste la carta d'identità. Sì, è così. Sì, Parlane quando tu, io l'ho direttamente. scoperto sono rimasto stranito perché lì, in Inghilterra abbiamo la monarchia parlamentare, quindi c'è la regina con il Parlamento. E lì, a differenza nostra, in Inghilterra non hanno una Costituzione scritta, quindi le leggi non sono scritte. Perché? Perché loro vedono le leggi come dei principi ovvi, basilari, e non hanno bisogno di scriverli. E c'è un rispetto incredibile, enorme, tra lo Stato e il cittadino. Cioè, non esiste che, tipo, ho capito che ci fu un incidente, tu durante un incidente il poliziotto ti chiede le tue generalità, tu non mostri la carta d'identità perché non esiste, tu dici, dai lui le tue generalità, sì, tu fornisci lui le tue generalità e lui si fida di quello che dici, cioè non lo mette in dubbio. E poi hai 24 ore di tempo, cosa che qui non potrebbe accadere. Potrebbe assolutamente. Ma no, assolutamente, al posto E di poi blocco hai dai... 24 ore di tempo per recarti dalla più vicina stazione a dare qualche documento scritto in caso di incidente. È incredibile. Questo perché poi mi sono informato e ho letto appunto che loro sono uniti da quel common sense, nel senso che non è il cittadino a provare la sua innocenza, è lo Stato che deve provare la tua colpevolezza. In assenza di prove certe, nessun poliziotto ti può importunare. Sì, tutto qua. È meno legge ha un popolo, più quel popolo è civilizzato. Ad esempio in Italia abbiamo pochissime leggi, noi non abbiamo anche una Costituzione, noi non ce l'abbiamo, perché appunto anche per noi è ovvio che anche da noi si sta procedendo a non avere più carta C'è d'identità, a Catania la legge della strada. famosissima quella. Catania famosissima. Catania oscuro. C'era un poeta che recitava questi versi dentro le mani di questi guaglioni. Vabbè, lasciamo perdere questo. E poi oltre alla questione carta d'identità e la questione dello Stato, del cittadino, un'altra cosa interessantissima parlavamo con Ciccio era quella dei trasporti. Ecco. Dei trasporti che... Allora, dipende, perché io vivevo in una città molto lontana da Londra e considera come dimensioni come Siracusa. E i treni erano, non dico come qui a Noto, ma nemmeno come a Londra. Non c'era nessuna metropolitana, i treni erano normali. Invece tu ti stai confondendo con la Svizzera, perché io ti raccontai che avevo un'amica svizzera e lì i trasporti in Svizzera è incredibile. Cioè lì se ritardi di un minuto, l'aereo ritarda ma che di un minuto, 30 secondi ti rimborsano il biglietto. Lì tu paghi annualmente una tassa, esatto, come da noi. Tu paghi una tassa tipo di 500.000 euro ogni anno e tu puoi spostarti in tutta la Svizzera senza pagare il biglietto, perché paghi annualmente una tassa e tu puoi prendere qualsiasi treno in qualsiasi orario. In Svizzera questo. Era in Svizzera? Sì. Ah, ok, scusate. Perché sono precisi come gli orologi. Svizzeri, esatto. No, quelli italiani. E appunto
ed è sempre quella concezione, no? Che se lo Stato ti dà dei servizi ottimi, tu sei disposto anche a pagare tanto, 1.000 euro, ma 1.000 euro ti permette di andare ovunque tu voglia, a qualsiasi orario e con degli orari precisi. Quindi dovremmo stimolare forse un po' lo Stato a essere più efficiente, e poi noi possiamo pagarvi quanto volete. Solo questo chiediamo, forse. Oltre a questo, prima parlava Gaia della condizione in cui viaggiava, parlami un po' i comportamenti che avevano i cinesi, cioè erano abbastanza aperti a socializzare, come si comportavano a scuola, si aiutavano fra loro. Parlami un po' dei ragazzi cinesi. Dei ragazzi cinesi. Vabbè, dei ragazzi, anche intese ragazze, ovviamente, a posto. Sì. Allora, premettendo che rispetto all'Inghilterra, che è appunto monarchia costituzionale, quindi democrazia e Stato di diritto, lì meno, nel senso che non è dittatura, però ci siamo molto vicini ed è più rapporto Stato suddito che Stato cittadino. Quindi l'ipercontrollo che ha lo Stato ce l'ha anche la famiglia nei tuoi confronti, a meno che c'è anche una questione di genere in Cina, che a meno che tu non sia donna o se tu sei uomo. Se tu sei uomo sei libero di fumare, bere birra, fare anche sesso. Se tu sei donna, se fumi sei vista male, se fai sesso prima del matrimonio, aia, se bevi, aia. Questo fino a... In scala proprio sono fatti. Scala, sì, proprio così. Poi sotto c'è proprio pronto soccorso. Io che pensavo che peggio di noi in Sicilia non ci fosse. Dicevo, queste battute veramente demenziali. Vabbè, lasciamo perdere. Freddura. Però la situazione è cambiata adesso, nel senso che quando io sono andata 5 anni fa, questi erano i racconti e lo vedevo anche nella mia città, che era appunto abbastanza piccola, e lo chiedevano anche a noi stranieri. Tra i cinesi, anche in aula sono tantissimi, i cinesi sono praticamente 1/3 della popolazione mondiale, se non 2/3, se non erro, e le aule sono piene di gente e tu non puoi avere un rapporto con una persona di un altro sesso. Cioè, se ad esempio noi ci piacciamo, c'è un rituale che è il parliamo su WeChat, che è il loro WhatsApp, per mesi e mesi, scambiandoci occhiatine. Da me c'era Snapchat. Scambiandoci occhiatine, dolci, Ok. dall'altra parte del cortile, e poi un giorno ci possiamo incontrare. Ci vuole anche un po' il benessere della famiglia. Adesso non è tanto più così. Ad esempio mia sorella cinese era molto libera, ma perché anche i nostri genitori erano molto più liberi e le permettevano di fare un po' tutto. Ma quale delle tue 4 famiglie? La mia prima famiglia, mia madre era divorziata, quindi già era stata eliminata dalla famiglia perché aveva avuto il divorzio, quindi Gravissimo. caput. Gravissimo, anche qua al sud è gravissimo. Difatti sto notando un sacco di cose, adesso però ci sto No, ragionando. mia nonna quando Dopo 5 anni i miei si- zii si sono divorziati, mamma mia. Panico. Dopo Panico. 5 anni si metabolizza. Esatto. Cioè, un saluto a Franco che ci fornisce cavi HDMI. Franco della via Napoli. Continuiamo. La prima Le famiglia. 4 famiglie. La prima famiglia, lei era divorziata e... qual era la domanda? Mi sono persa. Perché io ti ho chiesto a quale delle 4 famiglie apparteneva questa. La mia ultima famiglia. La cosa buona è che appunto quando arrivi in un paese diverso cerchi di integrarti. In Cina non parlano l'inglese, quindi comunque i primi 6 mesi sono stati di stallo totale, in cui si parlava con i gesti, ma i nostri gesti italiani non sono i loro gesti cinesi, quindi anche lì c'è Hai una fatto gaff? difficoltà. Tipo pazzesche essere con i... Una quantità inesorabile. Raccontane Tipo una. che gesto, quali sono i gesti che vengono fraintesi? Raga, questa è difficile come domanda.
Un po' tu. Allora, il cinese ha i toni, cioè uno stesso suono, tipo zia, se tu lo dici in toni diversi assume significati diversi. Quindi... Come in mare. Come? Bare. 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 Tu vuoi parlare con la parola? Comunque, continuiamo. Puoi comunicare tu. Come un bare, sto dicendo questi esempi palesissimi, perfetti. Ora non mi viene in mente in questo momento una cosa, però tanti fraintendimenti, soprattutto nel linguaggio, ad esempio, ne so, una cosa buffa, però non è stato neanche è stato che una sera a cena eravamo con la mia famiglia, era tutta la famiglia del Capodanno cinese, quindi come qua. 20.000 persone, familiari vengono, super cenone, mangiamo un sacco, beviamo un sacco di birra, io faccio un rutto. Panico, io nel panico mi guardo in giro terrorizzata dicendo che figura del cavolo. Nessuno mi aveva considerato perché in Cina il rutto è una cosa di apprezzamento. Lo sapevo. Quindi mia madre, sì, io non lo sapevo. Cioè, Quindi ti ha mia fatto i madre si gira verso complimenti. di me e ha detto: sono contenta, mi è piaciuto. Io cosa? Ah, che bello. Sì, Una sì, cosa sì. positiva l'abbiamo trovata. Una cosa finalmente. positiva. Sì, ce ne sono un sacco in realtà, però sì. E perché hai cambiato famiglia 4 volte? Esatto. Cioè, il motivo, non ti chiedo tutte le procedure, ma almeno il motivo di questi Se cambiamenti. si può sapere. Certo. Allora, la mia prima famiglia appunto era... Allora, io sono arrivata in Cina e l'arrivo è stato... C'era questo parcheggio enorme e c'erano queste macchine, ognuna aveva il tuo nome e quindi tu sapevi qual era la tua famiglia in base a questo. Lei era appunto divorziata, avevano una situazione in famiglia un po' impegnativa, nel senso che io vivevo con una nonna dolcissima, un nonno che aveva il morbo di Parkinson, quindi il bagno era perennemente sporco di urina o comunque era un po' impegnativo. Una nipote di 2 anni super viziata e una sorella che mi odiava, ma cioè non è che mi odiava, era più invidia da adesso tutte le attenzioni sono su di te e io me ne devo insomma sono un po' messa da parte. È arrivata in un condominio di 15 piani con muschio nelle pareti. Abbiamo fatto una pausa e c'è un nuovo ospite. Alle mie spalle. Fagli dire qualcosa. Ok. Ok. Perfetto. L'anima del vescovo è ancora qua, ci ha staccato di nuovo la registrazione. Tanto non lo guarda, che il Fra. vescovo è vivo, lo salutiamo. Ciao Don Tonino. Ciao Don Tonino. Allora, stavi dicendo quindi che c'era muschio nelle pareti di questo condominio qui, 15 piani. In cui... 15 piani, galline che scorazzavano, insomma, questa famiglia un po'. Ragazzi, mi viene stretta. sempre da fare similitudini. Ma un paio di anni Qua sotto, il quartiere è qua sotto. Lo sai che sì, è molto simile. Cioè io per andare allo scientifico nuovo che ha dove c'è l'artistico, Sì. dove c'è l'artistico, quindi al quartiere X. In pratica io percorrevo questa strada dove trovavo galline, immondizia, perché io ero senza motore in quel periodo. Quindi questo, molto simile situazione. Esatto. Continuiamo. Il motivo, ti avevo chiesto il motivo per cui hai il cambiato motivo questa famiglia. perché Quindi la prima questa condizione così, la non seconda stavo bene, cioè poi parlai con altri exchange student che erano partiti con me dicendo ma tutti mi avevano detto quando parti ci sono i primi 3 mesi che sono i più difficili perché tu arrivi in un mondo, non conosci nulla, devi ambientarti. E io ho passato i primi 3 mesi in questa famiglia e continuavo a stare male, ma male da pianti la notte, che guardi fuori e dici ma perché sono qua, cosa sto facendo? Voglio tornare a casa mia. E quindi parlai con loro dicendo ma io sto male, in questa casa io stavo in dormitorio, passavo dal lunedì al venerdì in dormitorio e il fine settimana in famiglia e molti degli altri ragazzi mi dissero facendo così stai un po' male il weekend perché non stai troppo bene in questa famiglia, perché le dinamiche, mia sorella mi faceva i dispetti, c'era questa nonna che però era il cuore della casa ed anche un pezzo del mio cuore perché mi dimostrò un sacco di amore
che non è scontato in Cina. E alla fine decisi di cambiare le famiglie, le prime 2 famiglie, perché non stavo bene e capivo che avevo un anno e per passare bene questo anno voleva dire che tanti piccoli tasselli fossero al loro posto, e quindi se non stavo bene con queste persone era giusto cambiarle per vivere al meglio l'esperienza. Tosta. E la terza? La terza fu la quasi definitiva, perché per integrarmi, per iniziare a parlare questo dannatissimo cinese, mi iscrissi alla squadra di pallavolo, e quando la mia seconda famiglia mi disse che non mi poteva più ospitare perché mi poteva ospitare per tipo un mese, una delle mie compagne di pallavolo mi disse: diventa mia sorella. E io le ho detto sì, voglio diventare tua Questa sorella. era la terza? Sì. E quindi perché non è funzionato con lei? No, con loro è funzionato benissimo, tant'è che sono tornata in Cina da loro ed è stato come se non me ne fossi mai andata. L'ultimo mese loro dovevano partire per un viaggio di lavoro e quindi ho dovuto cambiare. Ah, ok. Però no, loro sono stati la mia famiglia, cioè loro sono tuttora la mia famiglia. La procedura per cambiare famiglia era difficile? Dopo quanto tempo dopo la tua richiesta ti cambiavano? La cosa del cambiare famiglia è che tu chiedi di cambiare famiglia e loro ti dicono non sappiamo se te la troveremo. Ok. Quindi Ma tu avevi anche una local coordinator Sì. lì a cui affidarti? Comunque io... Sì. No, rido perché lei non parlava inglese, cioè nessuno parlava inglese. Una cosa quindi- molto all'italiana. Sì, quindi con lei io le devo dire che io non stavo bene nella mia famiglia con Google Translate, questo faceva molto Certo. ridere. Quindi- Immagino. sì, Quella di intercultura. sì. Va Intercultura bene. Cina. Io volevo chiedere una cosa a loro due. Tutte le differenze culturali che avete notato anche nella vita quotidiana rispetto Sì. all'Italia. Sì. Io devo dire che durante la mia esperienza ogni volta che notavo qualche differenza culturale me la appuntavo nelle note del mio cellulare, così non avrei dimenticato. Ok. Ci Ci dici quelle pazzesche? leggo quelle pazzesche, ok. Allora, Praticamente tutte. Praticamente innanzitutto una cosa pazzesca che ho notato è che la scuola ti paga, nel senso che per incoraggiare gli studenti ad andare a scuola, se tu per il primo l'anno scolastico è diviso in tre trimestri, Sì. e se tu per un trimestre hai il 100% di attendance, quindi di frequenza, senza alcuna assenza, la scuola ti paga 100 pound, che sono di circa 120 euro, e in questo modo Per 6 mesi? per 3 mesi, Per tre se tu non hai un giorno di assenza. Questa è una cosa che non questa è una cosa esiste. incredibile. Az. E incoraggia un sacco di studenti a frequentare. Sei Poi riuscito a riceverlo? no, perché con il lockdown non hanno fatto più questa cosa, ma poi anche se tipo se stai male, cioè durante questi 3 mesi non devi stare male, se tu hai un'assenza per malattia non sei giustificato, quindi devono essere 3 mesi al 100%. Ecco, una cosa assurda è che in casa mia Sì. la porta era aperta 24 ore su 24, cioè chiusa ma non a chiave, e quindi io la notte dormivo con la porta chiusa e c'era il rischio che qualcuno potesse entrare a derubare. Tu lo stai pensando? Sì, come quando Tanto c'era che, lui. tanto che se tipo il Io pure lo stavo pensando, come quando c'era lui, diciamo. Quando si poteva dormire con le porte aperte. Lì non c'è, ma come mai allora? Ma c'è lei. Un'altra particolarità. tanto che il corriere quando arrivava, se non c'era nessuno a casa, apriva la porta, lasciava il pacco lì davanti e chiudeva. Oppure a volte l'idraulico entrava in casa, faceva il suo lavoro e usciva anche se non c'era nessuno in casa. Livelli di civiltà altissimi. Sì. Altissimi. Ora incominciamo a vergognarci. Ah, ok, poi i dentisti gratuiti fino all'età di 18 anni, di 18 anni, cioè qui noi sappiamo quanto siano costosi i dentisti. Lì A fino media ai di 18 anni lo tra i Stato ti 2.000 e gli paga. 8.000 euro per un apparecchio. Allora, Esatto. io ho fatto l'odontotecnico, quindi sono abbastanza Uè. competente e in realtà in Italia ci sono le mutue, anche dette, no? Della sanità. Però qual è il problema? Che intanto devono essere, devono essere urgenti, cioè che tu hai perso completamente la funzione masticatoria, ad Sì, esempio. e poi Quindi se ti cade un si dente... basano sul reddito, sempre, no? Sì, certo, vabbè. certo. Vabbè, è normale, è pure giusto, proprio lì è pure giusto. Sì, sì. E poi tipo deve essere qualcosa di intanto vitale,
tipo ripristinare la funzione masticatoria, quindi hai perso praticamente l'uso dei denti. E poi non solo, al dentista non conviene farlo, o comunque conviene farlo fino a un certo punto, ma non conviene neanche al paziente, perché i materiali forniti dallo Stato sono scadenti. Quindi è tipo un contentino che dà lo Stato. Vabbè. Perché poi ti fa un lavoro di merda, in poche parole. Vabbè, lasciamo Una perdere. cosa Comunque, impossibile Una praticamente. cosa- no, vabbè, comunque ritornando a noi, altre Poi per quanto differenze. riguarda il cibo, io non so come vi trovate in Cina, ma il cibo in Inghilterra... Sì, il cibo in Inghilterra era immangiabile proprio. Allora, noi alcune famiglie facevano un grande pranzo e saltavano la cena, invece altre come la mia, invece il pranzo non esiste lì in Inghilterra e fanno una grande cena intorno alle 5:30, 6 del pomeriggio. E per pranzo loro mangiano qualcosa veloce, uno spuntino, un sandwich, ma la maggior parte delle volte saltano. Io ero a scuola fino alle 3, uscivo da scuola alle 3. Il tempo dove prendevo l'autobus alle 4 ero a casa, alle 5 cenavo, 5, 5 e mezza, poi dipende dalla serata e poi la sera bevono tantissimo in Inghilterra, cioè tu non solo la sera, anche la mattina ti capita di andare a colazione, a fare colazione la mattina e vedi qualcuno che inizia già a bere di mattina e poi loro usano iniziare a bere la sera intorno alle 6 del pomeriggio, 6, 6 e mezza, e verso le 11 tutti si ritirano. Dopo le 11 non c'è più nessuno fuori. Anche per i ragazzi? Sì, anche per i ragazzi. Senza coprifuoco? Senza coprifuoco, assolutamente. Abbiamo una Cazzo faccia di- sconvolta. Ma come vivono sti inglesi? Allora, in questo possiamo dire La di essere... positivi italiani. La dieta alimentare, sappiamo, Esatto, sì. rinomatissima. La dieta italiana. mediterranea è qualcosa di invidiabile soprattutto. E poi da me mangiavano anche un sacco di noodles. Noodles, cibo cinese, cibo giapponese, messicano. Però in Inghilterra non hanno una vera e propria cultura del cibo propria del paese. Semplicemente utilizzano le culture degli altri paesi. Sì, ma la sanno utilizzare bene? Cioè, tipo in casa tua mamma inglese sapeva cucinare? No, mia madre proprio no. Il mio dad sì, ma la maggior parte delle volte ordinavano takeaway. Cristo. Quindi cinese takeaway o giapponese. Poi si mangiava un sacco di curry, riso al curry, che è tipo un insieme di spezie. Pollo al curry anche? Sì, sì, sì. Sì, ora mi spacco di pollo al curry. Ciao Fibra, ti voglio bene, mi manca il tuo pollo al curry, il mio coinquilino. Continui. Sì, poi vabbè, si usa Snapchat come social network, non esiste. No, WhatsApp qualcuno ce l'ha, ma non lo usano. E Snapchat in poche No, parole. è come in America che si utilizza, tutti hanno iPhone, partiamo da questo in America, e si utilizza iMessage Ok. di iPhone. La cosa particolare di Snapchat è che loro non si scrivono, semplicemente si mandano foto senza scrivere alcuna didascalia e la conversazione è così di foto. Cioè tu mandi una foto e loro ti rispondono con un'altra foto, è una cosa insensata. E Instagram invece? Instagram sì. ce l'hanno Instagram, tutti. TikTok. TikTok, tantissimi bambini. E qua mi esce spontanea la domanda Ok. che volevo fare, che si collega un po' alla condizione di socievolezza, se si può dire, non lo so, sto sparando una minchiata. Non lo sappiamo. Socievolezza delle persone, quindi le persone sono razziste in Cina e le persone sono razziste in Inghilterra, sì o Inizia no? tu questa volta, dai. Allora, premetto una piccola parentesi. In Cina È razzista nei Instagram- confronti di chi? questa è la differenza. In Cina Instagram, Facebook, Google sono vietati come la morte, cioè X sopra non esiste, non li puoi utilizzare, è tutto bloccato. Credo che i siti web disponibili siano una ventina Sì, all'incirca. è solo tutti quelli controllati ovviamente dal regime comunista. Continuo a dimenticarmi Razzismo. le domande. Razzismo. Non sono razzisti nei confronti dell'Occidente. L'Occidente è tipo il mito da adulare e Anzi. ammirare. Nei confronti dei Musulmani. Musulmani. dei musulmani. La cosa diversa è che
I cinesi sono, allora, la Cina ammira, i cinesi, non la Cina, i cinesi ammirano molto l'Occidente come bellezza, come livello di salute, come tutto questo, però quando poi arriva al punto, ma sono bravi occidentali, tipo a costruire computer o a Vabbè, lavorare, se la spacchiano. Esatto. no, cioè Assolutamente occidentali sì, esatto. via, Ma cinesi hanno qua. anche un buon reggiano. C'è una Cultura del lavoro. una cultura del lavoro esagerata Non che esiste noi il reddito. siciliani ci sogniamo, noi italiani un po' meno, però insomma. Sono razzisti, la differenza è che le persone cinesi non sono razziste. Il regime comunista è razzista Ok. nei confronti dei musulmani, un sacco di campi di concentramento, ovviamente tutto oscurato. Ad esempio, una cosa che mi ricordo è che quando sono andata in Cina il mio anno c'è stato il primo attentato dell'ISIS a Parigi. Io sentivo la mia famiglia italiana una volta al mese perché, per evitare di troppi pianti e cose varie. Lì nessuno parlò dell'ISIS, cioè nessuno sapeva cosa fosse l'ISIS, che ci fosse stato un attentato, nessuno sapeva assolutamente nulla, questo per l'informazione. Per il razzismo. Ma tu potevi usare, differenza. i social proibiti? No, perché I appena VPN. tu entri E come VPN, comunicavi con la tua famiglia italiana? tramite Skype e WeChat, gli chiesi di scaricarsi WeChat, però a un certo punto a me dissero che potevo scaricarmi VPN, che credo Ok, che tutti sì, lo anch'io l'ho sappiate, però fatto. insomma fa finta che tu sia in un altro posto del Ah, mondo, ok. in Occidente, in modo tale che tu non risieda in Cina. È illegale questa cosa. È illegalissima. Va bene, quindi sei una criminale. Sono una criminale, No, infatti questo No, in tutti è bannato solo Wikipedia. Eh? I porno e Wikipedia sono I bannati. Inghilterra. i porno In tutti Inghilterra bloccati, i cinesi non guardano porno, Tutti repressi. Lo stesso in tutti Inghilterra. repressi. Anche in Lo Inghilterra? stesso. Davvero. Tutti i Questo siti non me porno sono l'aspettavo. bannati, sì. Incredibile. Non me l'aspettavo. Come Che posso mondo saperlo? strano. Questo è l'Inghilterra no. Vedi, perché guardare Salotto Siciliano? Adesso sai questa cosa. Per quanto riguarda invece l'Inghilterra, Allora, non so se dire che siano razzisti, ti posso ovviamente raccontare un'esperienza. generalizzare è sempre all'inizio abbiamo fatto un po' tutti difficoltà a fare amicizia con persone inglesi perché eravamo nel nostro gruppetto di exchange student e loro ci guardavano come dei nuovi arrivati e non sono come noi italiani che se ci sono dei nuovi arrivati ci andiamo, li conosciamo. Invece ci guardavano con un occhio diverso, magari ogni tanto noi ci avvicinavamo però non ci davano tutta quella confidenza, ci snobbavano ogni tanto, quindi per questo sì potrei dire che siano razzisti, ma poi si è anche visto adesso tipo con gli europei. magari con gli più che europei razzisti chiusi alla chiusi, socialità. riservati, timidi, sì. Però adesso ad esempio con gli europei si è visto che si sono dimostrati razzisti con tutti gli episodi che hanno calpestato la bandiera italiana, hanno Perché sono visti come i rumeni e gli albanesi di un tempo, gli italiani, vero? dall'Inghilterra? Sì. Non tanto. Non Non tanto. tanto gli italiani, di più i gallesi. Cioè Inghilterra e Galles sono come Italia e Francia. Sono proprio Scozia. Inghilterra odia gallesi, scozzesi e irlandesi. Si odiano a vicenda. Li odia perché li vuole, fondamentalmente. Esattamente. Li vuole inglobare e loro fanno proteste. perché Vabbè, è non una vogliono. questione meridionale accentuata, mettiamola così. Esatto. Sì. Basterebbe pensare che l'unificazione, no, per riuscire a combattere le grandi potenze, perché tanto che cazzo deve fare l'Irlanda sola, per riuscire a combattere le grandi potenze bisognerebbe pensare più a un'unificazione piuttosto a un'indipendenza per valorizzare, però farlo capire questo alle persone che poi votano contro, cioè con la Brexit, nonostante siano state aiutate dai fondi europei. Vabbè, comunque sta il fatto che chi ha votato, e con questo poi chiudo. Sì, chiudiamo questa perché parentesi. stiamo andando fuori. Vabbè, la Brexit è stata votata soprattutto dagli anziani. Tipo la mia host family non aveva votato la Brexit. Sì. Loro erano... Infatti, ti ha accettato. Sì. Una cosa sull'Inghilterra perché sì, hanno
calpestato la bandiera italiana, hanno anche fatto un sacco di insulti razzisti nei confronti dei tre giocatori di colore, esatto. Però la differenza con noi è che la loro risposta a livello di Stato è stato: creiamo una legge che vieti alle persone che hanno scritto sui social dei commenti razzisti di accedere allo Stato, di accedere allo stadio. In Italia non esiste una roba del genere. No, assolutamente. Oggi sentivo la cosa, no, perché hanno chiamato i propri genitori e mica hanno detto genitore 1, genitore 2. Qua apriamo la parentesi. Non l'apriamo perché l'abbiamo aperta tantissime volte. Io ho partecipato all'assemblea qua a Noto con Mattia, poi l'ho fatta a Ispica. Apposta, ne abbiamo parlato abbastanza e sono anche stanco di parlarne. No, comunque Adesso andiamo nella seconda parte del video. O la parte finale, tranquillo Roberto. Roberto mani ai capelli. Allora, facciamo capire. Allora, io non posso parlare tanto sopra questa cosa, quindi lascio parlare voi. In un viaggio, perché bisogna viaggiare? E con questo concludiamo. Perché bisogna viaggiare e quanta difficoltà ci può essere e soprattutto perché. No, cioè più non perché bisogna viaggiare, perché bisogna fare questa esperienza dal loro punto di vista. Perché noi non lo sappiamo, l'abbiamo fatto. Sì, molto meglio, sì, vero. Allora, innanzitutto perché cresci, maturi tantissimo, conosci oltre a una nuova cultura, una nuova lingua, conosci anche te stesso. Io sono cambiato radicalmente rispetto a settembre, prima di partire. Adesso mi vedo una persona completamente diversa. Poi ho apprezzato le piccole cose, ho apprezzato anche il contesto in cui mi trovavo. Io capitava che tipo lì in Inghilterra a volte uscivo in pieno lockdown. Non uscivo in pieno lockdown, nel senso uscivo a fare passeggiate da solo perché era possibile, con la pioggia e il vento di tarda notte. Sì, vedevo alcune storie tue. Sì, proprio a godermi il paesaggio, l'atmosfera. È una cosa che ho iniziato a fare anche qui. Quando mi va, prendo il motore da solo e parto. E quindi sì, conosci te stesso prima di conoscere. Questo te lo dico anche perché io ho incominciato ad apprezzare Noto quando me ne sono andato fuori da Noto, a vivere fuori Noto. Noi parliamo tanto, noi anche diciamo parliamo tanto male anche della Sicilia, ma quando tu vai via dalla Sicilia poi ti accorgi quanto è sia bella. Io non bella. parlo più male della Sicilia. Io devo dire a proposito di questo, quando c'è stata la pandemia, intanto mi hanno rubato 2 anni bellissimi, ovvero 18 e 19 anni. Okay. 19 metà e metà, però vabbè, a posto. E devo dire che volevo viaggiare, progettavo dei viaggi, ma nel frattempo ho cominciato ad apprezzare ancora di più Noto, molte passeggiate così, al cazzo, partivo da casa mia, andavo fino al piano alto, mi perdevo nei vicoli, andavo tutto il corso, perché poi alla fare il turista a Noto è una cosa che mi piace fare, anche se l'ho fatto 2000 volte. Vabbè, alla fine leviamo sto argomento. Comunque il problema di Noto, ricordiamoci, sono le persone, non dobbiamo odiare la città. Esatto. La città è bellissima, cioè, dobbiamo anzi valorizzarla. Se non fosse per le persone, io ci vivrei a Noto. Il cibo, i luoghi, anche il calore delle persone. Sì. Se non fosse per altri aspetti delle persone. Comunque, però, Gaia. Cosa? Gaia. Sono sconvolta questo X sulle persone di Noto. No. Forse c'è una realtà dipende che anche io da soggetti, però dipende anche dalle persone. Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, però. Esatto, io ho trovato bei soggetti, non me l'aspettavo. Partire assolutamente. Quando tornai dalla Cina, le scrissi la tesi del quinto anno di liceo e la intitolai Avere nuovi occhi, perché riguardava un po' tutto quello che era stato l'esperienza della Cina. E non è solo l'esperienza della Cina, è proprio il viaggiare, che tu all'età di 15, 16, 17 anni forse si è un po' piccoli e tempra molto, perché è un'esperienza molto importante che ti catapulta in una realtà completamente diversa ed è un periodo di formazione, quindi tu inizi a conoscere te stesso nel periodo di formazione.
partire per scoprire se stessi, per scoprire le proprie origini, tantissimo, perché andando torni indietro, guardi indietro e dici ok, io per essere qui devo anche essere quell'altra. E la cosa più difficile dell'andare è il tornare indietro, perché costruisci una persona, ti carichi di questa persona che hai costruito i nuovi aspetti, poi torni indietro e a me è capitato di ritornare nei meccanismi vecchi e di rimanersi un attimo imbrogliata e mi ci è voluto un paio di anni per sbrogliarmi di nuovo. Però Comunque la bellezza di questo. io concluderei dicendo che secondo me forse la parte più importante, per come l'ho vissuta io quel poco, sono stato ad Ankara, che è diciamo l'Avola della Turchia. Che cazzo dici, Avola della Turchia, coglione? Sto scherzando, comunque non c'è nulla da vedere di bello. Mi sono impregnato però della loro cultura. E quindi su questo scambio culturale mi ha formato molto, anche se a livello di bellezze ho visto la Cappadocia senza mongolfiere perché il giorno era nuvoloso, però posso dire che lo scambio culturale è qualcosa di pazzesco, pazzesco. Cioè, Noi in Italia ne potremmo essere pieni se non fossimo razzisti. sì. Allora, concludiamo dicendo: non rivoluzioni se non ti rivoluzioni, come hanno detto loro, concludendo in questa frase. E volevo fare una richiesta ai nostri iscritti che sono arrivati a questa parte della puntata. Intanto siete dei grandi perché avete una capacità di attenzione molto più alta della media. Poi scriveteci in privato, vi offriamo una birra. Non è vero, ve l'ha Nicola fatto Roberto. E comunque no, vi volevo chiedere una cosa seria, ma vi andrebbe di vedere un'altra puntata sull'esperienza in America? Perché ci dovevano essere degli altri ospiti, però per questioni di sempre del vescovo che mi perseguita perché ho parlato male della sua setta, penso che non mi ha permesso di parlare dell'America, che praticamente avrebbe rivoluzionato un po' il pensiero delle persone che ci guardano. E quindi fateci sapere se vi interessa. Fateci sapere se vi interessa conoscere delle persone che sono state in America e scrivetelo nei commenti, non lo so, mettete mi piace, non lo so le questioni qua degli youtuber, fatemelo sapere, non lo so, mi scrivete. Va bene, un bacio. Ciao. Ciao. Ciao.